notte di terrore e di violenza, quella vissuta in un condominio di Corso del Popolo a Mestre. Durante una rissa 2 persone sono entrate nel palazzo dopo che il portone era stato sfondato a calci. Deve rispondere di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e sottrazione di minori. Un algerino denunciato dalla moglie è fermato al ritorno a Venezia dopo un periodo trascorso in Francia. Per la prima volta il turismo di massa a Venezia, calcolato in termini scientifici in uno studio di Federalberghi, esclusi i giornalieri, in città ci sono più di 5.000 turisti per chilometro quadrato. Il comune risponde alle polemiche per l'utilizzo di lastre bianche intrachite al posto dei classici masegni di Piazza San Marco, servono per la manutenzione delle pompe che terranno all'asciutto la basilica. Condannato a 700 euro di multa, il generale, che mise in dubbio anche al Ring immagini e foto presentate dalla Schiff, l'aveva anche definita petulante, omertosa e inosservante delle regole. Stefano Geller prosegue la battaglia per l'approvazione in regione della legge sul fine vita, è pronto allo sciopero della fame in Veneto, raccolte e consegnate al Consiglio regionale migliaia di firme. Si sta per concludere a Riese la settimana di pellegrinaggi alle spoglie mortali di Pio X. Domani in diretta dalle 15 su Antenna 3 vi racconteremo il saluto della comunità con la messa solenne presieduta dal cardinale Pietro Parolin. Buonasera, ben ritrovati, eccoci in diretta, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3 e dunque lo avete sentito, è stata una notte di terrore e di violenza, quella vissuta in un condominio di Corso del Popolo a Mestre. Durante una rissa 2 persone sono entrate nel palazzo dopo che il portone era stato sfondato a calci. Hanno iniziato a picchiarsi qui fuori, uno dei 2 evidentemente le ha prese e per chiedere aiuto, per rifugiarsi, salvarsi in qualche modo, ha pensato bene con un calcio di sfondare la porta del condominio e ha iniziato a salire bussando a tutte le porte, chiedendo aiuto e imbrattando tutto di sangue. Il vetro del portone mostra ancora i segni di una notte di paura a Mestre, sfondato da uno dei protagonisti di una rissa brutale scoppiata in Corso del Popolo attorno alle 4:30 di mattina. Per i condomini un brusco risveglio. Si sentiva urlare per le scale questa persona che si sentiva dall'accento che era nordafricano, che diceva aiuto, aiuto, aiuto e dava calci e pugni su tutte le porte. Non è la prima volta nel nostro condominio, in realtà qui in Corso del Popolo, che qualcuno entra durante la notte ed è capitato in diverse occasioni di avere ospiti non residenti di questo tipo. La presenza degli intrusi nel condominio è durata poco. Di quegli attimi di terrore sono rimaste poi le tracce di sangue lungo le pareti, sulle porte d'ingresso degli appartamenti, assieme ad un paio di scarpe e calze misteriosamente abbandonate sulle scale. Questa zona sta diventando sempre peggio e oltretutto anche per esempio il valore delle case sta scendendo in maniera vertiginosa perché tutta la gente si sposta verso Viale Garibaldi, verso Carpenedo e qui ormai le case non valgono più niente. Ha pensato di trasferirsi? Sì, ho pensato, ma mi danno molto poco adesso di casa mia perché nel giro di 5 anni le case valgono il 40% in meno. La sera soprattutto si ritrovano persone e spesso la sera sono alterati, litigano. Mi è capitato da non molto tempo che scendendo dall'auto una persona mi si sia infilata in auto chiedendo di essere portata in stazione. Anche l'attore Carlo Dal Paus è tra i residenti che ritengono doveroso rendere di dominio pubblico ciò che accade qui la sera. Se stiamo zitti, ci puliamo le scale, cambiamo il portoncino, non succederà mai niente e quindi non si deve scappare il morto, non si deve fare per forza male qualcuno affinché si mettano in luce questi fatti. Deve rispondere di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e sottrazione di minori. Un algerino di 33 anni denunciato dalla moglie è fermato al ritorno a Venezia. La polizia del commissariato di San Marco ha fermato un algerino di 33 anni denunciato dalla moglie per violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e sottrazione di minori. Le violenze sarebbero iniziate nel 2014 e la situazione si sarebbe aggravata dopo che a settembre la moglie aveva manifestato la volontà di divorziare. Lui le avrebbe comunicato di trovarsi in Francia con i loro 3 figli minori, affermando che li avrebbe tenuti con sé non facendoglieli più rivedere. Le indagini, condotte con le forze dell'ordine francesi, hanno quindi ricostruito i suoi spostamenti tra Nizza, Perpignan, Nîmes e Parigi, fino all'intercettamento a Carcassonne, dove i minori sono stati affidati ad una comunità protetta in attesa delle decisioni della magistratura francese.
In assenza di un mandato di arresto europeo, il padre era stato rilasciato, ma è stato poi fermato definitivamente in Italia, dopo che una vicina di casa aveva avvisato la polizia del suo rientro nell'abitazione della coppia a Venezia. Restiamo a Venezia, ma lasciamo la cronaca. Per la prima volta gli effetti del turismo di massa in laguna sono stati calcolati in termini scientifici. Sentiamo. Escludendo tutti i visitatori giornalieri, a Venezia città e isole, tra strutture alberghiere ed extraalberghiere, ci sono quasi 3.900 turisti per chilometro quadrato. Turisti che salgono ad oltre 5.000 per chilometro quadrato se si includono anche le locazioni brevi. Per la prima volta gli effetti del turismo di massa sono stati calcolati con metodi scientifici da uno studio che Federalberghi Veneto e la società di consulenza sociometrica hanno presentato alla Fiera Internazionale sul Turismo in Programma a Rimini, specificando che il risultato è stato calcolato attraverso una serie di indicatori fondati sui dati disponibili e costanti nel tempo che chiunque potesse verificare e che avessero un valore oggettivo. Gli oltre 5.000 turisti soggiornanti a chilometro quadrato di Venezia sono superati solo da alcuni piccoli paesi in Veneto, ma appena le località crescono, e non di molto, le dimensioni non si avvicinano neanche lontanamente a quello che è stato fatto a Venezia. Il comune di Cavallino Treporti, ad esempio, con 410 turisti per chilometro quadrato, ne ha 12 volte di meno. Venezia è ormai impressionantemente vicina ad una teorica saturazione totale della popolazione del territorio rispetto al turismo. Che lo sfruttamento della monocultura turistica di ogni metro quadrato della città ne avesse cancellato il tessuto sociale e qualsiasi altra forma di economia era appurato. Ora c'è la certezza scientifica. Peraltro, a sentire gli addetti ai lavori, è una situazione che non piace nemmeno ai turisti stessi, perché invece di una città si trovano a visitare un villaggio vacanze, nel caso di quelli culturalmente più sensibili, e per tutti perché passano le ferie schiacciati tra le folle che congestionano le strade e i mezzi pubblici. E proprio il Comune di Venezia risponde alle polemiche suscitate per l'utilizzo delle lastre bianche in trachite anziché i classici masegni di piazza San Marco. Nessun caso ha ragione di essere montato per le lastre in trachite di colore bianco che sono state utilizzate al posto degli storici masegni nelle 5 zone in cui si trovano le pompe che servono a tenere all'asciutto la Basilica di San Marco, quando c'è l'acqua alta ma il Mose non è in funzione. Lo assicura l'assessore Francesca Zaccariotto. L'intervento, finito al centro delle polemiche, è a cura e di competenza del Provveditorato alle Opere Pubbliche e non del Comune, ma l'assessore Zaccariotto ci tiene a stemperare le polemiche, spiegando i motivi tecnici che hanno portato a questa scelta tanto discussa. Anzitutto la procedura ha avuto il benestare della soprintendenza, poi, ha spiegato sempre l'assessore Zaccariotto, le pompe hanno bisogno di una manutenzione periodica e quindi di poter rimuovere la pavimentazione ogni qualvolta è necessario intervenire. Utilizzare i masegni sarebbe stato perciò troppo pesante e laborioso. Per quanto riguarda il colore bianco candido, infine, quando i lavori alla pavimentazione della piazza San Marco saranno ultimati, si provvederà, attraverso dei preparati, ad annerire le lastre, in modo da renderle più conformi e simili al colore della pavimentazione in piazza San Marco. Secondo i giudici diffamò l'ex pilota di mira Giulia Schiff. Per questo il generale dell'aeronautica Leonardo Tricarico è stato condannato a pagare 700 euro di multa. Le frasi incriminate furono pronunciate in 2 trasmissioni televisive. Una di queste, la puntata di Ring del 12 aprile 2021, nella quale Tricarico era stato chiamato per parlare del caso della giovane che accusava di nonnismo i commilitoni per il rito del battesimo del volo, processo tuttora in corso a Latina e che vede 8 sottufficiali accusati di violenza privata e lesioni personali. Nelle trasmissioni il generale, oltre a mettere in dubbio la veridicità delle immagini e foto presentate dalla Schiff, l'aveva anche definita petulante, omertosa e inosservante delle regole. Ora ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo con altre notizie tra poco.
Di nuovo in diretta edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3, è pronto a fare lo sciopero della fame pur di vedere attuata la legge relativa al fine vita, la cui proposta è stata avanzata dal comitato che da anni si batte perché chiunque possa decidere della sua vita. Non ha più paura Stefano Geller, lo vedete nelle immagini, che dalla sua abitazione di Cassola ha voluto lanciare un messaggio forte alla politica regionale, ancora ferma sulla non decisione su un tema che riguarda, ha ricordato tantissime persone. Il 13 ottobre del 2022 Geller ottenne dall'ULSS 7 Pedemontana l'autorizzazione al fine vita e dunque è pronto ad azioni eclatanti, così ha detto dalla sua abitazione. Ora andiamo all'inaugurazione oggi della cattedrale dei Copti in via Orlando a Campalto. È stata inaugurata la presenza del Papa della Chiesa Copta Ortodossa Teodoro II, è la chiesa copta più grande d'Italia, sorge su un terreno di circa 1 ettaro acquistato nel 2001. I fedeli del nord-est sono circa 15.000, quasi tutti egiziani. Alla cerimonia è intervenuto anche il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, che ha ricordato purtroppo le guerre che sono in corso nel mondo. Voltiamo pagina, parliamo di sicurezza sulle strade, in particolare per quanto riguarda i ciclisti. È stata al centro di un convegno con alcuni dei massimi esperti del settore a Jesolo. L'attenzione e l'informazione sulla sicurezza stradale in ogni sua forma non è mai abbastanza e una conferenza sulla sicurezza e il cicloturismo è stata promossa dallo Jesolo Bike Festival al centro congressi Cursal con diversi esperti del settore. I ragazzi e le ragazze che ci sono state oggi, che incontriamo continuamente nelle scuole, vanno informati, no? Vanno portati lungo un percorso di educazione alla mobilità che sia veramente valido, però la parte più pesante, la parte più, come dire, più difficile, più vera dobbiamo farla noi adulti, perché siamo noi adulti poi che trasmettiamo a loro dei valori, quindi siamo noi adulti attraverso i nostri gesti che rendiamo questa educazione che si fa a scuola vera e efficace. I 205 ciclisti che hanno perso la vita in Italia nel 2022 testimoniano nel modo più drammatico come la strada da percorrere sia ancora lunga. Occorre veramente una cultura di rispetto, questo è il primo elemento. Poi indubbiamente la normativa, il governo opportunamente ha annunciato delle norme ad hoc per la mobilità dolce e comunque una volontà di rivedere il codice, è indispensabile. Il codice attuale è del 90, quindi sono passati troppi anni, il mondo della mobilità in genere si è sviluppato tantissimo, il mondo della bicicletta si è sviluppato tantissimo e va aiutato. E ultimo sicuramente, ma non di meno, è il tema delle infrastrutture. Il ciclismo in questi ultimi anni ha preso molto piede a Jesolo, stiamo investendo per questo nelle piste ciclabili e ci sono numerosissimi eventi sportivi e ciclistici anche ad inizio stagione, anche in un periodo dove in realtà la stagione jesolana non è ancora iniziata. In particolare il gravel, devo dire che sarà il protagonista del 2024, inizieremo già a marzo con il primo grande evento di gravel e proseguiremo poi per tutto il resto dell'anno sportivo. Si sta per concludere a Riese Pio X la settimana di pellegrinaggio dei fedeli alle spoglie mortali di Papa Sarto. Domani in diretta, ve lo ricordo, dalle 15 su Antenna 3 vi racconteremo il saluto della comunità con la messa solenne presieduta dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, e concelebrata dai vescovi del Triveneto. Quindi non perdete questo appuntamento. È tutto per questa edizione di Venezia, grazie per essere stati con noi. Tra poco le previsioni del tempo, a seguire come sempre l'edizione di Treviso. Arrivederci. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso. Bentrovati al meteo. Nella giornata di domenica 15 ottobre la pressione cede lasciando libero il passaggio ad una perturbazione, tempo dinamico e crollo termico. Ma vediamo insieme il dettaglio con l'aiuto della grafica. Sul Veneto sarà a tratti instabile con estesa nuvolosità, in diradamento poi verso fine giornata. Saranno però probabili precipitazioni inizialmente sparse con tendenza a divenire diffuse nel corso della giornata.
Temperature in calo, come detto, minime sui 10-15 gradi, massime tra 16 e 21 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Il cielo sarà in prevalenza nuvoloso con piogge a tratti moderate e anche diffuse un po' ovunque. Temperature minime tra 8 e 13 gradi, massime sui 18-20 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà invece più soleggiato, leggera variabilità sui settori più a nord nel corso della giornata. Temperature minime intorno ai 6-8 gradi, massime sui 21-22 all'incirca. Dal meteo è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aroncade, Treviso.